Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po con il sindaco Francesco Civiero. Situazione ucraina, come state affrontando voi nel comune questa emergenza, sindaco? Beh, siamo in costante contatto con gli organi superiori, con la prefettura e anche con la regione e il ministero per inquadrare la situazione in modo da non compiere dei passi non previsti e da riuscire a fare il meglio rispetto a quelle che sono le necessità reali. Domani mattina, quindi sabato, avremo un incontro organizzato dall'amministrazione con le associazioni e con gli enti che operano sul territorio, in modo anche lì da coordinare eventuali aiuti ed interventi, perché la situazione è grave e quindi bisogna anche affrontarla in maniera adeguata, rispettando tutte quelle che sono le norme e soprattutto le reali necessità, perché purtroppo nel tempo abbiamo già visto anche raccolte di generi alimentari per altre situazioni di crisi che ci sono state e dopo però si sono rivelate infruttuose perché non erano le reali necessità delle persone che si dovevano aiutare. Ecco, quindi sarà capofila il comune, appunto le diceva domani un incontro con le varie associazioni e voi farete da coordinatori? Sì, lo scopo sarebbe quello, non fare veramente da capofila, da coordinatori, ma fare più che altro, soprattutto da tramite tra gli organismi del governo, quindi la prefettura e il ministero, e soprattutto coordinare sul territorio le varie attività da fare, quindi se ci viene chiesto di fare una raccolta di generi alimentari, di generi di prima necessità, capire cosa può servire, come organizzarla, anche perché comunque abbiamo già visto che questa forma di collaborazione, come anche durante il terremoto di Amatrice, ha funzionato e soprattutto ha dato degli ottimi risultati. C'è in programmazione l'arrivo dei profughi a Taglio di Po? Per il momento non c'è ancora, ufficialmente dice non c'è ufficialmente, insomma stiamo ancora aspettando che ci diano delle conferme e capire anche la tipologia di strutture che magari hanno bisogno per l'accoglienza. Sono già arrivate delle persone, però sono ospitate presso delle famiglie, abbiamo già fatto una serie di interventi di primo aiuto e siamo ancora in attesa di conoscere se ci saranno ulteriori arrivi e di come gestirli, anche e soprattutto dal punto di vista sanitario, perché comunque l'emergenza sanitaria coronavirus è ancora in atto, quindi anche lì, oltre ai problemi burocratici legati a permesso di soggiorno o quant'altro, anche legati ai problemi sanitari. Ecco, lei che è in contatto con la prefettura, altri comuni si stanno muovendo come Taglio di Po? Sì, c'è vediamo veramente il meglio delle nostre comunità, intese come provincia di Rovigo, ma anche nel Veneto, ma anche in tutta Italia. Ognuno si sta muovendo in base a necessità, in base a quelle che sono le richieste e quindi si vede veramente un'unità non solo di intenti, ma anche fattiva e di collaborazione.